Bentornati a San Vendemiano, arriva il basket Lecco, la Gimar Lecco contro la Ruker Sanve in battuta. Benvenuti qui dal Palasport System di San Vendemiano, ottava giornata del girone d'andata del girone B della Serie B nazionale. Ruker Sanve contro Gimar Basket Lecco. È la giornata del ritorno di Giacomo Jack Bloise qui al Palasport System di San Vendemiano. I ragazzi in maglia bianconera imbattuti dopo l'ultima vittoria, ricordiamo, a Soresina per 80-67, incontrano una comunque delle squadre più importanti di questo campionato, anche lei reduce da un ottimo successo casalingo di 4 punti, 82-78 contro la Elachem di Vigevano. Vediamo anche le formazioni delle squadre che sono qui, stanno scendendo in campo. Tra 2 minuti e 30 secondi daranno la prima palla 2 del match. La Gimar agli ordini di coach Riccardo Eliantonio schiera con il numero 0 Alessio De Simone, col 2 Marco Vittelli, il 3 è proprio Jack Bloise, col 6 Juan Marcos Casini, l'8 è Giulio Mascherpa, il 21 Fabio Stefanini, con il 9 Matteo Favalessa, il 10 è Marco Natali, il 17 è Kirill Zezeroku, il 20 è Giovanni Romanò, il 33 è Carlo Trentini e l'88 è Tommaso De Gregori. La Ruker invece con coach Marco Mian in panchina ha sempre il suo numero 0 Andrea Tassinari, con il 2 Jacopo Vedovato, il 3 è Giordano Durante, il 5 è Achele Gadiel, il 6 è Luca Toniato, reduce da un ottimo 22 punti nell'ultima partita di campionato, il 7 è Antonello Ricci, con l'8 il capitano Edoardo Rossetto, l'11 è Tommaso Gatto, il 12 Federico Tognacci, il 13 Alvise Minincleri, il 17 Jacopo Preti e il 23 Giorgio Gurgurevic. Gli arbitri di questa partita sono Stefano Gallo di Padova e Diego Secchieri di Venezia. Manca 1 minuto e 25, vediamo quali saranno le formazioni che prenderanno la prima palla 2. Intanto un po' di statistiche delle due squadre. San Vendemiano chiude queste prime 7 partite con 75 punti di media contro 70 di Lecco. Tirano entrambe molto bene da 2, 57 per la Ruker e 50 per la Gimar. Direi che i due numeri più importanti sono il più 10 di valutazione di San Vendemiano rispetto a Lecco, e questa potrebbe essere la chiave che spiega anche le 2 vittorie di vantaggio in questo momento in essere da parte della squadra di coach Mian. Giocatori diciamo più importanti per quanto riguarda la squadra ospite sono sicuramente Juan Marcos Casini, il numero 6, che ha un'ottima percentuale perché tira fa 15,4 punti ad allacciata di scarpe con 32 minuti di media a partita. Poi anche Jack Bloise con 15,3 sono sicuramente le 2 maggiori armi alla faretra di coach Eliantonio. Per quanto riguarda invece la Ruker, rimangono praticamente 5 i giocatori in doppia cifra. Importante la stagione di Jacopo Vedovato, che oltre a 9,6 di media porta anche praticamente 10 rimbalzi a partita. Vediamo le squadre che all'ultimo secondo utile stanno per entrare nel terreno di gioco. Vediamo la Ruker, primo quintetto, vedo Jacopo Preti, vedo Luca Toniato, Jacopo Vedovato, Andrea Tassinari, e l'ultimo ad entrare in campo è Antonello Ricci. Vediamo anche se il quintetto di coach Eliantonio sarà quello classico. Sicuramente c'è Giulio Mascherpa, vediamo il numero 21 Fabio Stefanini, vediamo Carlo Trentin, vediamo Giacomo Bloise e il numero 6 Juan Marcos Casini. Le squadre entrano in campo, spogliarello di Andrea Tassinari classico per prepararsi. Il primo tempo della Ruker sarà alla sinistra della tribuna principale. Vediamo i 2 arbitri che portano il pallone sul rettangolo di gioco. Sta per iniziare l'8ª giornata del campionato di Serie B, il girone B. Vediamo alla prima palla 2 ci saranno Stefanini e Vedovato. La palla rimbalza al centro del campo. Il primo attacco sarà per gli ospiti, che oggi sono in maglia completamente blu con una striscia orizzontale azzurra e bianca, mentre per la Ruker c'è la classica divisa bianca con i baffi sulle spalline neri. Primo attacco, spalle a canestro del numero 33 Carlo Trentin. C'è subito il primo fallo di Luca Toniato, spalle a canestro, è andato in post basso subito. Trentin ha trovato la ostruzione fallosa del giocatore della Ruker. Primo fallo quindi
partita appena iniziata, esce a ricevere la palla Giacomo Bloise, prova Mascherpa play di questa squadra, vediamo che Mascherpa prova il centro, poi scarica sull'angolo, tocca la linea laterale, però proprio Giacomo Bloise, e quindi prima palla persa per l'attacco di Lecco e primo attacco invece della partita per la squadra di casa. Palla ovviamente affidata al play di questa squadra, c'è Andrea Tassinari che sale a metà campo, escono subito dei blocchi, soprattutto Antonello Ricci, si apre per ricevere, taglio profondo di Preti, poi la palla però va a Vedovato sotto canestro, Vedovato buono in movimento, però poi sbaglia il tiro, non riesce a recuperare il rimbalzo che Trentin gli contende, manda Bloise in contropiede, la Rucker però torna bene, palla ancora in post basso, ancora il buon movimento di Trentin sul piede perno, primi 2 punti sono per Lecco, primo minuto che se n'è andato, Lecco va in vantaggio 2-0 e la palla ora è per Andrea Tassinari che prova a recuperare, scambia a 2 con Toniato, poi ferma un attimo il pallone, di nuovo da Toniato prova sotto Jacopo Preti, buon movimento sul piede perno, step back, secondo ferro, sfortunata stavolta l'azione del numero 17 in maglia bianca, può ripartire quindi l'attacco con Bloise che finta il tiro da 3, poi si appoggia ancora a Trentin, molto chiamato in causa in questo inizio, Trentin si mette sotto per il numero 88 De Gregori che è in campo, è entrato in campo all'inizio del posto di Stefanini e mette i primi 2 punti anche per lui, 4-0 quindi per Lecco. Buon pallone dentro, palla persa però per Toniato e quindi può partire il contropiede con Mascherpa cambia lato molto bene per Bloise che si arresta da 3, il tiro è sbagliato, vediamo cosa fischiano gli arbitri. Fischiano un tocco in attacco anche se Bloise e coach Liantonio chiedevano un fallo di Andrea Tassinari sul tiro da 3, invece l'arbitro concede semplice rimessa da fondo campo per la squadra in maglia blu. Coach Liantonio si gira verso il tavolo dei giudici a protestare ancora, ora la palla è per Bloise che cerca Trentin, l'anticipo forte di Toniato ed è già il secondo fallo per Luca Toniato, 2 minuti di gioco, 2 falli e ovviamente c'è subito il cambio. Primo problema di falli della partita, dopo 1 minuto e 52 secondi deve uscire Luca Toniato, entra Capitan Rossetto. 4-0 Lecco che rimetterà ancora in gioco Bloise, esce subito, prende la palla, cerca una linea di fondo contro Tassinari che gliela chiude, allora ricomincia da Mascherpa si alza da 3, stoppato da Vedovato, può partire il contropiede Rucker che però è un po' lento, ora Jacopo Preti ferma la transizione, si appoggia molto bene a Bloise, scarica su Ricci per Vedovato per Capitano Rossetto che tira da 3, il capitano della Rucker, Edoardo Rossetto, 4-3. Mascherpa col pallone, sale a portare il blocco molto bene Trentin su Ricci, ora scarico per Bloise, mezza ruota sulla difesa uomo, Mascherpa sul lato ancora per Stefanini che stavolta è entrato in campo al posto di Juan Marcos Cassini. C'è fallo stavolta fischiato al numero 8 della squadra di casa, Capitan Rossetto, è già il terzo fallo contro gli 0 subiti dalla squadra ospite. Vediamo proprio Bloise che punta l'area, poi invece torna dietro la linea dei 3 punti, si appoggia a Mascherpa cambia lato per Stefanini che si alza da 7 metri, un tiro molto sbagliato ma c'è un ottimo rimbalzo offensivo, palla sotto molto bella per il numero 88 De Gregori, secondo canestro per lui, 4 punti. Per lui come 4 sono i punti di Trentin, 2 i punti di Trentin, scusatemi, 6-3 e ora si alza, invece finta molto bella di tiro di Preti che finta il tiro da 3 e poi invece serve il taglio profondo in backdoor di Capitan Rossetto, punto per lui, quindi 6-5, ora però subito la palla dall'altra parte con Trentin che si butta dentro, sbaglia il tiro, c'è un fallo a rimbalzo, tantissima energia in questo primo quarto di gioco, le squadre si stanno affrontando con buona velocità, 6:41 da giocare più 1 Lecco, 6-5. Vediamo Coach Mian che chiama schema giro ai suoi e Capitano Rossetto scambia con Tassinari che parte sulla parte sinistra dell'attacco della Rucker, poi sfrutta il blocco di Vedovato, pick and roll che non si perfeziona, allora deve cambiare lato la Rucker, c'è il
taglio non visto, ci si ferma da Preti che si ferma senza palleggiare, il tiro, la bomba di Jacopo Preti, la seconda della Ruker in questi primi 3 minuti e 20 secondi. Ruker che prova anche ad andare in vantaggio in questa partita, 8 Ruker, 6 Lecco, e ora vediamo Giulio Mascherpa che prova il post basso, ma grandissimo intervento di Antonello Ricci in difesa, poi Ricci va fino in fondo, appoggia il ferro, coast to coast del numero 7 che in un'azione prende più 3 di valutazione, palla rubata e 2 punti per lui. Ruker che va a più 4, 10-6 con 2 ottime azioni difensive consecutive. Jack Bloise ora prova a girare sul lato di Mascherpa, ancora francobollato da Ricci che poi ora cambia con Preti, la palla arriva a Bloise, Bloise cambia lato per Trentin. Buona l'idea, passo in movimento, arriva Vedovato, gli chiude la linea di tiro, altro rimbalzo offensivo per il numero 88 De Gregori. La Ruker però vola subito in contropiede, magia di Ricci sulla linea laterale che trova Tassinari, passo di incrocio, va dentro l'area, si butta dentro, stavolta la buona stoppata di Trentin. Trentin stoppa il numero 0, la fa partire la transizione della squadra ospite che può pareggiare. Bloise si alza ma sbaglia, rimbalzone di Vedovato, c'è tantissimo ritmo, tantissima velocità, le squadre giocano nei primi 10-15 secondi dell'azione e ora Ricci prova a cercare il pick and roll, poi invece si appoggia in post basso a Vedovato, taglio cieco di Capitan Rossetto, assist con il cioccolatino del numero 2 della Ruker, 12-8 più 3 quando siamo praticamente a metà del primo quarto. Bloise cerca di abbassare un po' il ritmo per i suoi, cerca una buona uscita ma non la trova Mascherpa, allora la palla gira al lato per Stefanello, per Stefanini in post basso per De Gregorio. Bloise, mancano 4 secondi, va fino in fondo, si ferma, passa a De Gregorio, vediamo cosa fischiano gli arbitri, danno canestro valido, è arrivato proprio allo scadere dei 24 secondi il canestro della squadra di casa. Vediamo che gli arbitri asciugano il parquet. De Gregorio è già a Tommaso De Gregori all'8° punto della sua partita sui 10 della squadra ospite. Ottimo inizio del numero 88 in maglia blu, ricordiamo un 98, 2,3 metri per questo ragazzo appunto che gioca con Lecco. Si asciuga il parquet del Palasport System, come al solito parecchia umidità qui a San Vendemiano. Bellissima comunque l'azione di prima, da ricordare l'assist veramente al bacio di Vedovato, taglio profondo che sta funzionando in questo momento, tagli backdoor che hanno portato già 4 punti per i ragazzi in maglia bianca di Coach Pian. Preti riceve in punta, poi si appoggia a Vedovato, cerca uno scarico, lo trova in Capitan Rossetto che apre per Preti, la seconda bomba per lui, stavolta non va a segno, fallo in attacco di Jacopo Vedovato che mette troppa aggressività in questo tentativo di contesa sul rimbalzo lungo. Buono il taglio a fuori della squadra lombarda e che potrà ripartire quindi con una rimessa dal lato da parte del numero 21 Stefanini. Quarto fallo intanto anche per la Ruker, quindi comincia dopo soli 6 minuti dall'inizio di questa partita un piccolo problema di falli in questo primo quarto. Intanto gira la palla fuori dal linea da 3 punti finché Mascherpa tenta una penetrazione, viene subito bloccata da Preti, allora si gioca molto laterale, giocano ora un pochino più col cronometro i ragazzi lombardi. Bellissimo tentativo di Giulio Mascherpa che si appoggia alla tabella dal centro dell'area, trova il punto del pareggio, 12 pari, 3 minuti e 38 da giocare in questo primo periodo. Capitan Rossetto si appoggia a Tassinari cerca un pick and roll, la palla arriva a Preti in post alto, Preti va a sbattere contro la difesa di Bloise che fa subito partire il contropiede, fa finta di attaccare il ferro, poi si appoggia, poi torna una mezza ruota e riesce a riprendere il pallone, ferma il palleggio, guarda il ferro, va in post basso da De Gregorio che si gira, tenta il gancio cielo, non trova neanche il ferro stavolta, tentativo piuttosto velleitario. Tassinari si alza da 3 in transizione, Andrea Tassinari, la bomba del pistolero che mette le pistole nella fondina e si riparte con Stefanini che va fino in fondo, si lancia ma c'è il rimbalzo di Vedovato, sperava in un fallo che non è arrivato, allora ancora Tassinari, punta, passo di incrocio, il passaggio non è buono, Ricci riesce a trovare una linea laterale, poi scarica per Preti da 3, secondo ferro,
non c'è necessità di andare a rimbalzo perché era non contesa questa palla. Intanto Ricci rischia la seconda rubata su Bloise, l'arbitro gli fischia infrazione di piede. 2 minuti e 33 da giocare in questo primo quarto di gioco. Rucker 15, Gimar Lecco 12, primi cambi, esce proprio Tassinari per Durante, entra anche Tommaso Gatto per Jacopo Preti. Vediamo anche nella squadra ospite se ci sono stati cambi. Intanto Bloise prende il pallone, è entrato il numero 17 Zezzeruco che va a mettersi al centro dell'area. Intanto Durante sfidato da Bloise tiene il palleggio, poi però Bloise mette un bellissimo pallone sotto canestro proprio per Zezzeruco che trova un buon canestro evitando l'intervento di Vedovato. Torna a -1 Lecco, buona iniziativa stavolta della squadra ospite con Rossetto. Rossetto va in mezza ruota, attende i tagli dei suoi compagni, arriva quello di Ricci che sfrutta un buon blocco, excitation a tabella, Antonello Ricci, quanta qualità in questo canestro. Mascherpa però va in contropiede, arriva fino al ferro, stavolta Rossetto non riesce a contrastarlo anche perché era da solo, non c'è stato il raddoppio sotto canestro. Buono il canestro del numero 8 Mascherpa, intanto Ricci va fino in fondo, mezza ruota di Zezzeruco che però commette fallo sulla taglio ancora in backdoor di Antonello Ricci. Ci sono i primi cambi, entra Juan Marcos Cassini ed esce Stefanini con il numero 21. 1 minuto e 42 da giocare, vediamo se ci sono cambi. C'è un cambio anche per la Rucker, no, c'è time out chiamato da coach Eli Antonio probabilmente, e quindi la partita si ferma. Sono stati 8 minuti iniziali davvero intensi, la Rucker è avanti di 1, 17-16 e noi ci risentiamo al termine del time out. Rientriamo in diretta dal Palasport System, vediamo anche i parziali dei punti. Tommaso De Gregori è il miglior marcatore di partita finora con 8 punti per la Gimar Lecco, mentre dalla parte bianconera c'è il capitano Rossetto con 7. Una bomba a testa anche per Andrea Tassinari e Jacopo Preti, mentre 4 punti li ha messi a segno Antonello Ricci. Dall'altra parte 4 punti anche per Giulio Mascherpa. Partita che per il momento non ha un padrone, si potrebbe dire. Ha provato una prima fuga la squadra ospite, poi ci ha provato anche la Rucker. Ora le due squadre sono praticamente in parità. C'è rimessa in zona d'attacco per la squadra in maglia bianca. Se ne è occupato Tommaso Gatto. Non ci sono cambi intanto dopo questo time out. Almeno vediamo, sì, non ci sono cambi. È entrato Juan Marcos Cassini prima del time out. Ora le due squadre sono quelle. Durante esce dal blocco, Ricci si mette nell'angolo, tenta la bomba sul primo ferro, bravissimo Tommaso Gatto che mangia in testa a Zezzeruco, prima il rimbalzo e poi l'appoggio al vetro per i +3 Rucker. Ottimo impatto anche questa volta sulla partita del numero 11 maglia bianca da Zezzeruco, servito molto bene da Mascherpa. Si chiude però la valle e quindi c'è la palla recuperata dalla squadra in maglia bianca. Ricci prova a puntare Giulio Mascherpa che lo contrasta non legalmente e c'è il primo fallo per lui. Il terzo fallo per la Rucker, è proprio Antonello Ricci ad uscire dal campo. Entra Federico Tognacci, dall'altra parte esce proprio Zezzeruco che non ha dato un grande impatto in questa partita. Rientra Stefanini che invece aveva giocato molto, anzi Stefanelli, scusate, noi avevamo a referto Stefanini ma in realtà si chiama Stefanelli. Il sito della Lega lo chiamava Stefanini, ma vediamo sulla maglia è Stefanelli. Ci scusiamo con lui e con tutti i tifosi della Gimar di Lecco. E la palla è sul lato, il tiro, ancora! Capitan Edoardo Rossetto! La bomba per lui, sono 10, è già in doppia cifra. La Rucker va a +6, d'improvviso il capitano che ora è in difesa proprio su Stefanelli riesce a fermare l'attacco del numero 21 in maglia blu e quindi la Rucker ha un'altra palla in attacco. Durante da 3 senza paura il ragazzino Giordano Durante, +9 Rucker, 6 punti di fila e altra palla recuperata ancora da Durante che spinge in contropiede, si appoggia a Gatto da 3, ancora
bianconeri più 12, mancano 11 secondi, c'è Marco Mian praticamente in campo, vorrebbe entrare anche lui, Bloise punta l'area, va fino in fondo, la palla gira attorno ai ferri del Palasport System, Durante tenta l'Elimary Pass che non va, finisce il primo quarto, ultimo minuto scoppiettante della Ruker, 28-18 più 10, un parziale con 3 bombe consecutive che ha in questo momento spezzato in 2 la partita. Ci risentiamo fra 2 minuti per il secondo quarto. Rientriamo in diretta qui dal Palasport System, è stato un primo quarto che è vissuto nella parità praticamente per 8 minuti e mezzo, poi però la Ruker ha giocato un ultimo minuto da 9 punti consecutivi, 3 bombe che hanno spezzato in 2 la partita. Vediamo anche un po' di statistiche, Capitan Rossetto, best scorer di giornata con 10 punti, 8 punti invece per De Gregori della Gimar, altri marcatori per la Ruker, 5 per Gatto, 3 per Tassinari, 4 per Ricci. La Ruker tira con un 67% da 3, 6 su 9, non ha ancora mai provato il tiro pesante la squadra ospite, mentre vediamo anche i tiri dal campo, la Ruker tira con un clamoroso 65%, 47% invece per la squadra ospite. Vediamo anche i rimbalzi su cui Coach Mian è sempre molto attento, sono 8-2. Scusate, 8 pari i rimbalzi tra le due squadre. Ci sono anche però le 2 stoppate per la squadra di casa. Ricomincia la partita, secondo quarto, vediamo come andrà ora. La palla è in mano ancora ai bianconeri con Durante, anche lui a segno, il ragazzo che ha sostituito intanto Preti, molto bello l'alto basso tra il numero 3 e il numero 17 della Ruker ancora a segno 30-18, ma Mascherpa prova a forzare la transizione, va fino in fondo, molto bravo stavolta Mascherpa, non c'è stato però difesa a centro dell'area, però ottima azione di Mascherpa che ha provato 3 volte a sfidare il suo diretto marcatore, è andato alla fine fino in fondo. Vediamo Gatto in post alto, si affida a Capitan Rossetto, doppio pick and roll dallo stesso lato, si apre Preti da 3, ancora Jacopo Preti, settima bomba della squadra di casa, Preti va a quota 8, è la seconda per lui, la Ruker va a più 13, chiaro che con queste percentuali la Ruker ha tutto da giocare finora sul tiro da 3. Cassini esce Mascherpa, ancora da fermo però l'attacco, palla a Bloise in post basso per Trentin, Federico Tognacci mette un pochino troppa mano sulla schiena del numero 33 in maglia blu, l'arbitro se ne accorge, gli fischia fallo. Ricordiamo che per la Ruker c'è stata la uscita di scena velocissima dalla partita del numero 6 Luca Toniato, che è uscito praticamente con 2 falli dopo 2 minuti e ha costretto a Capitan Rossetto ad entrare. Capitan Rossetto che però sta giocando un partitone. Intanto Mascherpa perde la maniglia in questo tentativo e poi Durante blocca la palla, 4 secondi per andare al tiro, Casini si alza, il tiro è cortissimo, Capitan Rossetto va a rimbalzo, difesone della Ruker e ora vediamo che Coach Mian chiede alla sua squadra di muovere velocemente il pallone che gira verso Tognacci, salta su uomo, poi però ferma il palleggio e la palla esce a Preti per Gatto sotto canestro, ottima giocata ancora, l'alto basso della Ruker che funziona, c'è il fallo di Jack Bloise e ci sono cambi, esce Stefanelli, entra Zezzeruco. Era il primo fallo, non ci sono problemi di falli per quanto riguarda la squadra ospite.
Vediamo intanto Tommaso Gatto che trova Preti e fa giocare la palla con Durante. Durante sfrutta il pick and roll, però poi non si sente, trova ancora il tiro e secondo di fila del ragazzino della Ruker, e seconda bomba, 36-20, ottava bomba della squadra di casa, ma sono 6 punti con 2 bombe di fila per Giordano Durante, il ragazzo del settore giovanile della squadra di casa. Intanto Mascherpa si gira da 2 punti, ha toccato la riga, la palla entra e quindi buon canestro, ma è comunque meno 14 quando siamo a 7,53 da giocare in questo primo periodo. Intanto Tognacci sfrutta un blocco di Gatto, poi si apre il Capitan Rossetto. Rossetto cerca l'alto basso con Gatto, Gatto marcato da Casini, spalla canestro, 5 secondi per tirare, la palla è persa, buon recupero di Trentin, ma Durante, clamoroso anche in difesa, palla rubata, partitona del numero 3 della Ruker, partitona, ora mette anche la palla per terra contro Cesseruco, va fino in fondo, cerca Preti, da 3, è una vasca da bagno il canestro di Lecco, è una vasca da bagno, la Ruker segna 39 punti in neanche 13 minuti, attacco che gira a 1000, più 17 per la Ruker. Mascherpa punta al centro dell'area, si gira sul perno, prova Cesseruco che apre per Trentin da 3, non trova il canestro, Mascherpa ruba la palla sotto canestro, canestro e fallo proprio di Durante. Buona azione di Mascherpa che rompe l'inerzia totalmente in mano alla squadra di casa. 6,57 a giocare in questo secondo periodo, Ruker 39, Gimar Lecco 24, ma la squadra di casa ha già segnato 10 tiri a 3, intanto sbaglia il tiro libero ma riesce a recuperare il rimbalzo proprio Mascherpa che dà una nuova azione d'attacco ai suoi. Federico Tognacci ruba la palla che cade nelle mani ancora di Durante che trova Tognacci, va fino al ferro, il canestro, 41-24. Intanto tornano in campo Andrea Tassinari e Antonello Ricci, sono sul cubo del cambio. Durante si mette davanti e trova anche un'altra palla quasi recuperata da Preti, altra giocata di un'energia meravigliosa del numero 3 Giordano Durante. Tutto il pubblico di San Vendemiano in piedi, esce anche il Capitan Rossetto, ma Giordano Durante ha giocato 5 minuti, 6 minuti anche di grandissima qualità, bravissimo davvero, e ora può tranquillamente tornare in panchina. Intanto la palla è rimessa per Bloise, e sfruttano i blocchi per Mascherpa, 9 secondi, Mascherpa cerca la palla sotto ma è rubata ancora dalla Ruker che in difesa è assatanata. Ora Tassinari ferma il palleggio, ci prova anche, la palla batte sui ferri, non entra, stavolta il tiro è stato di Tognacci, scusatemi, ma proprio Tognacci che poi va a fare fallo contro Bloise, e Mian stavolta si arrabbia tantissimo con i suoi, davvero tantissimo. Si arrabbia anche molto con gli arbitri. Fallo antisportivo fischiato, scusate, non me ne ero accorto nella confusione. Fallo antisportivo fischiato a Tognacci perché ha fermato l'azione di contropiede. Quindi andrà in lunetta senza rimbalzo Jack Bloise, va a segno con il primo dei 2 tiri liberi, con poi la palla che tornerà in mano alla Gimar Lecco. Jack Bloise però fa 1 su 2, è il errore per la squadra di Lecco che quindi rimane a meno 16, avrà però il pallone in mano con Bloise che lo riceve da Juan Marcos Casini, si appoggia ancora a Giulio Mascherpa che non è mai uscito dal campo in questo inizio di partita, proprio Mascherpa si appoggia a Trentin per Mascherpa da 3, si butta, contando un contatto che non c'è stato, rimbalzone della Ruker con Ricci che spinge la transizione, poi invece aspetta e fa mettere la sua squadra in attacco con Preti che prende il post basso, cerca di mettere in ritmo Tognacci, ma stavolta è bravo Trentin a recuperare, la spinge il contropiede proprio Bloise, la mani addosso da parte di Preti, si buttano sia lui che Antonello Ricci, ma la palla è già fuori dal campo,
Altra però azione di tanta energia difensiva da parte degli uomini di Coach Mian. C'è un cambio, rientra in campo Luca Toniato proprio per Federico Tognacci. Luca Toniato ritrova il campo a metà esatta quasi del secondo periodo, dopo che ha giocato praticamente solo i primi 2 minuti di partita. Vediamo se l'impatto del numero 6, che ricordiamo nell'ultima partita è stato il migliore in campo per la squadra di Coach Mian, sarà importante anche in questo caso. Giulio Mascherpa con il pallone in mano ferma l'attacco, mancano 10 secondi, sale molto alto Tommaso Gatto, c'è un aggancio tra Casini e Ricci, Casini va fino in fondo, si mantiene molto bene con il braccio opposto, trova un bel canestro, ora parte la transizione Rucker, vediamo cosa ha fischiato l'arbitro. L'arbitro fischia rimessa in gioco per la squadra di casa sul tocco di piede da parte di Giulio Mascherpa, con Tassinari che rimetterà in gioco per Preti che viene alto a ricevere, si appoggia a Ricci per Tassinari, vediamo il blocco alto di Gatto, Tassinari non lo sfrutta fino in fondo, 12 secondi per Tinare con Tassinari che è molto lontano, chiede un isolamento, poi serve Preti da 3, stavolta non va, prova il rimbalzo Toniato ma perde il rimbalzo con Mascherpa, c'è una buona ora transizione offensiva con Stefanelli che va fino in fondo e c'è il terzo fallo di Luca Toniato. Stefanelli è andato proprio a cercare il numero 6 e c'è di nuovo il cambio, entrano Rossetto di nuovo per Vedovato, entra anche, scusatemi, per Toniato, entra anche Jacopo Vedovato che prende il posto di Tommaso Gatto. Mancano 4 minuti e 48 da giocare in questo secondo periodo, la Rucker è avanti 41-27, esce anche Giulio Mascherpa, entra il numero 9 Matteo Favalessa che in stagione ha giocato finora solamente 13 minuti, segnando 5 punti in tutta la stagione. Tanto Stefanelli fa rimbalzare il pallone sui ferri del Palasport System e trova il meno 13. Gimar che però ha in questo momento un po' più di inerzia in questa partita e quindi c'è un altro cambio. Intanto entra in campo il numero 88 De Gregorio, era entrato il numero 20 Romanoma, è già uscito dopo questo tiri liberi che portano la squadra in trasferta a meno 12, ricuccia un po' allo strappo che era stato fino a 16 lunghezze. Intanto c'è fallo di Jack Bloise sulla penetrazione sempre molto attiva di Antonello Ricci, l'arbitro fischia ed è il secondo fallo per l'ex di giornata. C'è anche time out, 4:37 da giocare al Palasport System, Rucker Sanve 41, Gimar Lecco 29 e noi ci sentiamo fra un minuto circa. Rientriamo in diretta, la Rucker è avanti di 12, vediamo anche un po' i punteggi parziali. Ora il miglior marcatore è Jacopo Preti, 11 i suoi punti, 3 le sue bombe a segno in questa partita, 10 sono per Capitan Rossetto e anche per Giulio Mascherpa che ha giocato tanti minuti e ha avuto tante volte il pallone in mano per la squadra ospite, ma lo ha anche ben capitalizzato. Sono fermi a 8 i punti di Tommaso De Gregorio, i 8 dei primi 10 della sua squadra. Vediamo anche le squadre in campo, vediamo che i quintetti, la Rucker ha Andrea Tassinari, vediamo Jacopo Preti, Jacopo Vedovato, Antonello Ricci e Capitan Rossetto. La squadra ospite c'ha De Gregori, Stefanelli, vediamo Bloise, vediamo Favalessa e Juan Marcos Casini. Palla sotto per Vedovato, stavolta non arriva il taglio sul lato cieco, allora Tassinari si ferma, trova ancora sotto Vedovato che lotta a rimbalzo, Stefanelli stavolta è bravo a bloccargli la linea di tiro, palla persa ancora Rucker, è un ottimo momento per la Gimar Lecco che ora cerca Casini esce da un paio di blocchi e da una situazione anche piuttosto intricata, si alza da 3 e mette la bomba Juan Marcos Casini. Gimar torna a meno 9,
c'è partita, anche perché l'attacco Ruker si è decisamente bloccato e è scesa in maniera forte l'intensità della squadra di casa, che ora deve ricominciare e ritrovare la stessa fluidità di canestro che aveva trovato nei primi 15 minuti di partita. Palla Tassinari ancora molto ferma, però l'attacco della Ruker. Tassinari hesitation, va fino in fondo, si appoggia al ferro, la palla però esce e c'è il rimbalzo di Bloise che può decisamente riportare in partita i suoi che erano, ricordiamo, sotto anche di 16 punti. Palla a Stefanelli da 3, il tiro però non va a buon fine e Favalessa si fa portare via il rimbalzo da Ricci. La Ruker quindi stavolta non paga pegno per l'errore di prima di Andrea Tassinari e quindi può ricominciare un'azione d'attacco con Antonello Ricci che va fino in fondo, gli viene rubata palla da Casini a 1 contro 0 a schiacciare il -7. La Gimmer Lecco torna decisamente in partita e quindi Coach Mian deve chiamare un altro time out, secondo time out per la squadra di casa. Abbiamo una partita dopo che la Ruker era scappata a +16, bravissima la Gimmer Lecco a rimanere lì con la testa e anche ora lì nel punteggio. Siamo 41-34, noi ci sentiamo al termine del time out. Era stato decisamente silente nei primi 15 minuti il miglior marcatore di Lecco, Juan Marcos Casini, che però con gli ultimi 5 punti consecutivi ha riportato la sua squadra a 7 punti di gap. 3:23 da giocare prima dell'intervallo lungo, 41-34 per la Ruker Sambe, che rimetterà dal fondo proprio dopo l'1 contro 0 arrivato dal steal da parte di Casini nei confronti di Antonello Ricci, che è ancora in campo. È rientrato Giordano Durante, che ha dato una grandissima energia alla squadra, 2 bombe, un rimbalzo, una palla recuperata, però è in campo anche Tassinari, quindi doppio play per la squadra in maglia bianca. È entrato anche il capitano Rossetto, la palla però continua a essere ferma. Tassinari ora si ferma per Preti, stavolta Durante si ferma, Preti riesce a tenerla, Durante da 3, ancora stavolta il ferro dice di no e quindi la Gimmer Lecco può ancora andare a recuperare qualche punto con Bloise che sfrutta un blocco. Preti deve abbassare la mannaia e commettere fallo. Ci sono cambi? Esce proprio Jacopo Preti, entra Tommaso Gatto, rientra anche Trentin per De Gregori. Ci sono 2 tiri liberi per Giacomo Bloise che potrebbero addirittura portare a -5 Lecco, dopo che, ricordiamo, la squadra lombarda era stata sotto abbondantemente in doppia cifra non più tardi di 5 minuti fa. Primo assegno, quindi arriva anche il 2-2 per Jack Bloise, -5. Vediamo Jacopo Preti che cerca di dare energia dalla panchina, energia che si è completamente bloccata. La Ruker è ferma da circa 4 minuti nel tabellone dopo aver segnato praticamente 39 punti in 12 minuti. La squadra si è completamente bloccata, anche il pubblico di casa cerca di ridare un po' di energia ai ragazzi di Coach Mian, ne hanno decisamente bisogno. Capitano Rossetto per Ricci proprio per Rossetto mette a posto i piedi da 3, sbaglia il tiro. Ora sono raffreddate ovviamente le percentuali, non potevano mantenersi su quei livelli, però c'è un bellissimo rimbalzo in attacco che dà un secondo possesso, alto basso e arriva la schiacciata di Tommaso Gatto che cerca di dare un po' di energia ai bianchi. Torna a +7 la Ruker, ottimo il passaggio di Tassinari, tipico assist del nostro numero 0, bello l'assist anche di Trentin, palla corta però per Bloise da 3, secondo ferro, bravissimo Casini a tagliare fuori Tassinari e a recuperare un altro extra possesso. 2 minuti alla fine con Bloise, ben attaccato da Gatto, passo di incrocio, va al centro dell'area, lascia andare una parabola che non va a buon fine, quindi può partire la transizione Ruker con Tassinari contro Casini, si ferma da 3, c'è il fallo sul tiro da 3 proprio di Juan Marcos Casini e quindi il nostro numero 0 andrà in lunetta con 3 tiri liberi. Si lamenta un po' coach Eli Antonio. Vediamo che c'è il cambio di Mascherpa proprio per Bloise. Comunque il numero 0 della Ruker andrà in lunetta
con 3 tiri liberi che sono davvero importanti in questo momento, anche perché manca 1 minuto e 48 alla fine del secondo periodo. Tassinari, la palla sbatte sui ferri del Palasport System e gli dice di no, quindi esce il primo tentativo. Il secondo invece si appoggia al secondo ferro e va a segno. Vediamo il terzo tentativo, ricordiamo fallo sulla bomba. Va a segno anche questo, 2 su 3 che porta a più 9 la Ruker. Vediamo che Tassinari chiama il gioco in difesa, è una difesa uomo, Favalessa porta la palla, aspetta Casini che sale per ricevere, cerca il blocco di Trentin, non riesce il pick and roll, Casini va fino in fondo, passo d'incrocio proprio per Trentin che cade con la palla rimane lì, Tassinari è più veloce a portarla via, poi si ferma, non riesce a tirare da 3, allora aspetta, poi è libero da 3, la palla sul primo ferro, Tommaso Gatto non trova il rimbalzo, la parte contropiede di Lecco con Casini che si ferma anche lui, poi la palla per Trentin, sotto c'è Capitan Rossetto che non commette fallo, si arrabbia tantissimo, coach lì Antonio, torna Trentin, la Ruker ferma il pallone, manca 1 minuto alla fine del secondo quarto e la Ruker gioca un po' anche con il cronometro, Casini contro Tassinari, i due non si lasciano intimidire, la palla ora per Ricci, 6 secondi, 5, Gatto in post basso, 3, 2, 1, step back di Tommaso Gatto che non va, rimbalzone di Stefanelli che lancia il contropiede, si ferma Favalessa, cerca la linea di fondo, poi la palla esce per Mascherpa, esce Durante, Mascherpa, buon passo, buonissima penetrazione in terzo tempo con il giro sul perno, va fino in fondo, meno 7, 27 secondi a giocare, la Ruker non avrà l'ultimo tiro del secondo periodo, ci sono 7 secondi circa di discrepanza fra i due cronometri, Tassinari se lo prende tutto, poi non c'è movimento dei suoi, palla persa e Trentin va a schiacciare addirittura il meno 5, 7 secondi, Ricci, fallo di Casini, ben speso in realtà dal numero 6 della squadra in trasferta. Vediamo che ancora Cosmian va a lavorarsi un po' gli arbitri, lamentando un intervento difensivo, la rimessa è dal fondo, mancano 4 secondi, vi dicevo ottimo fallo speso, intanto entra anche il numero 0 di Simone, Alessio Di Simone, vediamo movimento per i ragazzi, intanto l'arbitro, mancano 3 secondi, 2, arriva Rossetto, prende il fallo sul tiro, praticamente sulla sirena, andrà comunque in lunetta con 2 tiri liberi, ottima azione di un ottimo primo tempo del capitano della Ruker, per lui con il numero 8 appunto Rossetto sono 10 i punti, vediamo andrà in lunetta il numero 8. Sbaglia il primo libero il capitano della Ruker, vediamo come andrà il secondo viaggio dalla linea della carità. Il secondo invece va a segno, 1 secondo e 03, vediamo se Mascherpa riesce a tirare, no, non ce la fa, il tiro è fuori, finisce il primo tempo di gioco al Palasport System, la Ruker Sanve è avanti di 6 nei confronti della Gimar Lecco, 46-40, miglior marcatore del primo tempo Jacopo Preti con 11, anzi miglior marcatore Giulio Mascherpa con 12 per Lecco e 11 anche per Rossetto e Preti. Noi ci sentiamo dopo l'intervallo lungo per seguire insieme il secondo tempo di questa meravigliosa partita.
torniamo in diretta qui dal Palasport System di San Vendemiano, ottava giornata del girone d'andata del girone B del campionato di Serie B. Qui si stanno sfidando la Ruker San Vendemiano e la Gimar Lecco. Il punteggio dopo i primi due quarti è 46-40 per la squadra di casa, ma direi che per gli ospiti il punteggio di -6 è tanta roba, visto che al 12° minuto di questa partita la Ruker era avanti di 17 lunghezze, 39-22. Vediamo anche un po' di statistiche di questi primi due quarti. I migliori marcatori per quanto riguarda Lecco con 12 punti Giulio Mascherpa, 8 punti per Tommaso De Gregori, 8 dei primi 10, poi Juan Marcos Casini con 7, Giacomo Bloise, l'ex di giornata con 5. Per quanto riguarda invece la Ruker, 2 sono i giocatori con il maggior numero di punti e sono Capitan Rossetto e Jacopo Preti con 11. A 6 punti c'è Giordano Durante, il ragazzino classe 2000 che ha fatto un'ottima figura nei pochi minuti che è stato in campo. In realtà è stato in campo 9 minuti e 29 secondi, ma ha fatto davvero un'ottima partita con una 11 di valutazione e un +13 di plus minus veramente importante. Vediamo anche un po' di statistiche di squadra. La Ruker tira con il 55% contro il 50%, ma il gap è tutto fatto dalle bombe, perché la Ruker ne ha segnate 9 su 17 contro 1 su 8 degli avversari. Infatti la squadra di Lecco ha segnato 15 canestri da 2 contro i 8 della squadra appunto di San Vendemiano. I rimbalzi sono +4 per Lecco e questo anche questa volta è uno dei punti su cui coach Mian sicuramente ha puntato il dito nel corso dell'intervallo. Vediamo anche i falli. La Ruker ha un problema di falli per Luca Tognato che ne ha 3, 2 sono i falli invece per Federico Tognacci, e mentre dall'altra parte con 2 falli ci sono Jack Bloise e il numero 6 proprio Juan Marcos Cassini. È stato combinato nel corso del primo tempo anche un fallo antisportivo al numero 12 Federico Tognacci, fallo che ha fatto imbestialire parecchio il coach della squadra di casa, che però poi non ha sortito grossi effetti, però ha dato un po' il là alla rimonta della Gimar di Lecco, che ora ricordiamo con la palla in mano, visto che il possesso alternato darà proprio la palla alla squadra in maglia blu ospite, potrà sostanzialmente rientrare in partita. Vediamo anche i quintetti che iniziano la partita. Per la Ruker è quello che l'ha iniziata, c'è il numero 0 Tassinari, poi vediamo Jacopo Preti, Jacopo Vedovato, Luca Tognato e Antonello Ricci. Vediamo anche la squadra ospite, a cui dobbiamo una scusa, la dobbiamo al numero 21 Fabio Stefanini, che si chiama proprio Stefanini di cognome, anche se la maglia è scritta in maniera errata, però gli chiedo scusa perché nel corso del primo tempo l'ho chiamato più volte Stefanelli. È partito comunque il terzo periodo, la palla in mano al numero 33 Trentin, che è in campo con Mascherpa, De Gregori, Bloise e Casini. È proprio Bloise che si prende la bomba corta, però 2 a rimbalzo per la Ruker sono Vedovato e Tognato. Primo possesso quindi per Andrea Tassinari, che chiama schema giro, poi finta di tirare da 3, la palla arriva a Luca Tognato, cerca una buona spezzatura per Ricci va fino in fondo, poi cambia lato per Preti si prende la bomba e comincia subito la Ruker di nuovo con la bomba di Jacopo Preti, bomba del nuovo +9. Preti con questo va a quota 14 in partita, decisamente il miglior marcatore di giornata. Mascherpa ben marcato da Tassinari, si appoggia a Bloise che punta il mismatch contro Vedovato, poi scarica per Casini da 3, palla che balla sui ferri, altro rimbalzo di Preti, secondo rimbalzo consecutivo della Ruker, che può comunque tornare in attacco con Antonello Ricci, cerca il pick and roll con Preti, la palla è rubata da numero 8 Mascherpa però non riesce ad andare fino in fondo, sfrutta un gioco a 2, tira da 3 cortissimo e allora Vedovato può prendere un altro rimbalzo, mettere palla per terra e far partire Tassinari. Non ha ancora segnato su 3 tentativi in questo secondo periodo Lecco, è andata a segno con la bomba di Jacopo Preti la Ruker per il +9. 1 minuto e mezzo è già passato, cerca una linea laterale Tognato, si appoggia a Preti, ancora lui, 16° punto, quinto consecutivo, poi però Casini trova un mismatch, Tognato
lo stoppa, ma l'arbitro dice che la palla aveva già toccato il tabellone. Secondo me la palla invece non l'aveva ancora toccato il vetro del Palasport System. Comunque punti, 2 punti assegnati al numero 6 Juan Marcos Casini, torna a -9 la squadra lombarda, con Preti che fa salire Vedovato fuori dalla linea del tiro da 3 punti, si appoggia a Ricci, Toniato in post basso, mezza ruota per Tassinari che poi va sotto da Vedovato che subisce il fallo, anche se per terra vola il numero 33 Carlo Trentin. L'arbitro fischia fallo proprio al difensore di Lecco e quindi primo fallo mi sembra anche per il numero 33 ospite, sì. No, il secondo fallo, ecco, segnato adesso sul tabellone qui del Palazzetto dello Sport di San Vendemiano. Toniato prende il pallone per la rimessa in gioco, si appoggia ad Antonello Ricci e poi la riceve di nuovo in post basso, finta di andare sulla linea laterale, si butta dentro, subisce il fallo di Giulio Mascherpa, andrà in lunetta con 2 tiri liberi, fallo proprio del numero 8 della squadra ospite. Anche per lui è il secondo fallo, 4 giocatori di Lecco con 2 falli, neanche uno, però raggiunge i 3 falli di Luca Toniato, proprio lui che sta andando in lunetta con il primo libero. Che va a segno, nothing but nylon per lui, andrà ora al secondo giro della linea della carità. Anche questo perfetto, buca la retina, +9 di nuovo per la squadra di casa, sale la difesa, 1-3-1 tutto campo ora per la Ruker, difesa che ora torna a uomo nel momento in cui Lecco è stata bravissima a rompere il raddoppio. Preti prende un fallo di piede, un'infrazione di piede sul tentativo di Bloise di andare sotto da Tommaso De Gregori. Juan Marcos Casini con la palla in mano, ricordiamo giocatore del classe 1980 che si appoggia proprio all'ex Giacomo Bloise, buon giro di Mascherpa che fa fuori Ricci, poi però sotto canestro si lotta tantissimo e la palla è bianca, si lamenta ancora coach Elia Antonio, più con i suoi compagni che con gli arbitri. Comunque la Ruker che torna in post basso da Toniato, la palla esce per Ricci, Ricci si appoggia a Vedovato che gli mette un blocco, Ricci prova la linea laterale, subisce il fallo di Juan Marcos Casini, da quello che ho visto. No, il fallo è di De Gregori. Casini infatti si va a lamentare con l'arbitro, ma non è stato su di lui il fischio, ma è stato sul compagno di squadra. Sono passati 2 minuti e 51 secondi in questo terzo periodo. La rimessa in gioco sarà per la Ruker, ma questo è già il terzo fallo per la Gimar in questo terzo quarto. Gimar che non ha mai avuto problemi di falli nei primi 2 periodi, li ha tutti in questo terzo quarto. Palla fuori per Ricci, Ricci si appoggia sotto a Toniato, Toniato sfrutta il blocco Tassinari di Vedovato, tira da 3, trova però il secondo ferro e il rimbalzo lungo è per la Gimar. Palla a Bloise, gli viene chiusa la transizione in post basso, si appoggia allora a Mascherpa, giro sul piede perno, buona giocata in attacco, Tassinari spinge sotto canestro De Gregori che aveva preso posizione, fallo per il numero 0 della Ruker e primo fallo anche per la squadra di casa, rimessa sotto le plance per Giulio Mascherpa che si lamenta molto perché l'azione era molto buona. Ora lungo il passaggio verso il centrocampo per Bloise, palla ancora per Mascherpa, Mascherpa gira per Casini, finta di andare, poi con una mano si appoggia a Trentin per Bloise che prende una bella riga laterale, Eurotiro sul 24esimo secondo, infrazione di 24 secondi stavolta e quindi ottima la difesa della Ruker che blocca ancora il tentativo di canestro della squadra di Lecco. Parziale in questo quarto, Ruker 7 punti, Lecco 2 e infatti è +11 ora sul tabellone quando sono passati 6 minuti e 4 minuti nel corso del secondo periodo. Toniato gli mette la mano sopra sulla palla Trentin, la palla esce insieme al numero 6 della Ruker e quindi palla recuperata, ottimo giocata difensiva di Trentin che non sta facendo cose appariscenti ma ne fa tante e tante di buone, quindi ottima anche secondo me la partita soprattutto in difesa del numero 33 in maglia blu.
proprio lui a rimettere in gioco per Giacomo Jack Bloise. Tassinari lo marca, cercano i blocchi, blocco che arriva da De Gregori, prova il pick and roll, ma Casini va sotto canestro, gira molto bene Trentin, non prende il tiro, lo prende da 2 e trova la retina. Ha sbagliato Jacopo Preti l'uscita, che infatti si gira subito verso Coach Mian, alza la mano chiedendo scusa per la mancata attivazione del gioco difensivo, cerca di farsi perdonare, va fino in fondo ma sbaglia il tiro e allora è un'altra partenza in contropiede per Lecco, che però si ferma, gira molto bene la palla per Casini. Casini punta il ferro, trova De Gregorio che si protegge proprio col ferro, 4 punti consecutivi per Lecco, che ancora una volta, quando sembra stia per crollare, trova un parzialino che la rimette in partita, tornata a -7, 53-46. Ora Ricci prova uno step back, molto bello, si appoggia al ferro, trova il canestro, ottimo canestro, il numero 7 della Ruker, un po' solitario ma ottima giocata tecnica da parte del forte giocatore della squadra di casa. Ora Mascherpa tiene il pallone con una mano, poi si deve appoggiare a Bloise, Bloise proprio di nuovo per Mascherpa, mancano 5 secondi, Mascherpa bravissimo, Luca Toniato mette le mani sul pallone, tutto cuoio questo tocco da parte del numero 6, la palla carambola sui piedi di Giulio Mascherpa, palla recuperata, grande giocata difensiva e Tassinari chiama ancora schema giro con la difesa della squadra di Lecco. Vediamo Casini proprio su Tassinari, Preti sfruttano i blocchi di Vedovato, alto-basso, Vedovato va sotto canestro, si protegge col ferro, sbaglia però il tiro, vediamo il rimbalzo, è lungo, è in transizione per Bloise, Bloise per Casini, arriva Tassinari a commettere fallo nel tentativo di recuperare il pallone, fallo assolutamente di gioco nel momento in cui Tassinari ha cercato di recuperare la palla. Ci sono cambi, esce proprio Jacopo Vedovato che non è riuscito a mettere a segno un buon canestro, esce, entra Tommaso Gatto, dall'altra parte rientra Stefanini ed esce De Gregori. 4:38 da giocare quando la rimessa arriva in gioco per la squadra di Lecco. Vediamo un po' fermo ora l'attacco, Bloise aspetta il movimento dei compagni, arriva da Trentin che sale a portare un blocco oltre la linea da 3 punti per Casini, alto-basso, troppo leggibile, 5 secondi, Bloise si trova la palla in mano, tira senza ritmo e sbaglia, ottimo rimbalzo di Preti, può partire la transizione della Ruker che si appoggia a Luca Toniato, Toniato cerca di andare fino in fondo, poi scarica a Gatto, bellissima giocata di Luca Toniato che trova dall'angolo Tommaso Gatto, triplona del numero 11 della Ruker, Ruker che torna a più 12, ora Toniato fa sentire i chili, poi però è bravissimo Mascherpa a bucare la difesa della Ruker. Coach Mian saltella sul posto perché vorrebbe mangiarsi i suoi difensori, poi va con uno stile un pochino più calmo a farsi capire che questa non è una giocata difensiva consona al momento della partita. Intanto dall'altra parte Tassinari viene un po' malmenato al centro dell'area, comunque riesce a portare a casa una rimessa, era tutto quello che riusciva in quel momento e c'è il cambio, esce proprio Luca Toniato, buona l'ultima giocata in penetrazione con lo scarico, entra il Capitan Rossetto che in partita ha giocato davvero bene, ha giocato, sono 11 i punti per il capitano della Ruker che oggi ha parecchi minuti in campo. È proprio lui a recuperare il pallone, a giocare a 2 con Antonello Ricci, la palla sfugge dalle mani per un attimo, poi Ricci a 5 secondi alla fine va fino in fondo, purtroppo non trova il fondo della retina e quindi nuova possibilità per avvicinarsi con Bloise che vede i 2 centri della Ruker bloccargli la via per il canestro e quindi deve uscire e giocare a 2 con Casini. Casini cerca di sfruttare il mismatch con Gatto, va fino in fondo, va nell'angolo, bravissimo Ricci a capire il passaggio per Mascherpa, mette la mano e lascia 7 secondi per l'azione offensiva da parte della Gimar di Lecco. Proprio Mascherpa sfrutta il blocco, Bloise da 3 ancora sbagliato,
Bloise in questo terzo periodo ci ha provato parecchio, non ha trovato spesso la retina che lui conosce fra l'altro molto bene del Palla Sport System. Rossetto, passaggio un po' pigro per Ricci riesce a tenere palla e a servire sotto Preti probabilmente toccato duro, non c'è fallo e allora alza la parabola, ancora il numero 7 stavolta della Ruker, palla sul ferro, altra possibilità offensiva per la Gimar, ci prova Casini che ha bloccato il palleggio, Stefanini contro Preti, giocano a due e c'è una buonissima difesa del numero 17, poi ci prova Tassinari due volte, passaggio per Antonello Ricci che sotto canestro trova il punto del più 12, 2 minuti e 16 secondi, Casini prova a lanciare la transizione ma non c'ha ritmo, la squadra in trasferta quindi si ferma, Stefanini ferma il palleggio, si trova con Bloise, gioco a due, pick and roll con Tassinari che alza la gamba, vediamo che c'è un problema per Jacopo Preti che chiede il cambio, c'è cambio anche, vediamo, intanto esce Ricci entra Durante, esce anche Jacopo Preti per Luca Toniato, probabilmente un colpo o qualche problema fisico per il numero 17 della Ruker, no, semplicemente stanchezza, cambio di energia per mantenere questo vantaggio di 12 punti a 2 minuti dalla fine. Vediamo Tassinari che parla con coach Mian, poi esce duro su Mascherpa che però gli ha preso un tempo di gioco, arriva fino in fondo, stavolta l'errore è del numero 0 della Ruker, ma buona però l'iniziativa di Giulio Mascherpa che arriva fino in fondo per il meno 10. Ora è proprio Andrea Tassinari che vuole rifarsi, tira da 3, bravissimo Toniato a prendere un rimbalzo senza taglio fuori, però degli uomini di Lecco che fanno arrabbiare tantissimo coach Eli Antonio e poi arriva il fallo sulla penetrazione di Luca Toniato. Il fallo è fischiato al numero 21 Fabio Stefanini, entra Tezzeruco, è il quarto fallo per la Gimar che ne ha commessi 3 all'inizio del terzo periodo, poi è riuscita a mantenere sotto controllo il problema falli e ora attenzione palla a Tassinari, quasi Juan Marcos Casini va alla rubata, Tassinari si mette in proprio, cambia lato per Durante che ancora una volta va fino in fondo, stavolta però il passaggio è troppo pigro, è troppo leggibile per Casini, raddoppiato, ferma il palleggio, vediamo il numero 2 che passa la palla a Gatto, errore di Vitelli appena entrato, palla per Gatto, intanto ci provano sopra, la palla balla sui ferri, vediamo chi la conquista, Gatto no, la palla è buona, palla Lecco, incredibile serie di tap out sbagliati dalla Ruker e quindi la palla è in mano quando manca un minuto da giocare nell'angolo, ci prova Vitelli, arriva Rossetto con molta energia, fallo del capitano della Ruker, ci sono cambi, entra Tognacci, Federico Tognacci per Andrea Tassinari, un minuto esatto da giocare nel terzo periodo, Ruker Sanve 60, Gimar di Lecco 50 in questo terzo periodo dove ancora una volta la Ruker ha provato a scappare a più 12 ma Lecco rimane lì aggrappata alla partita, aggrappata veramente con le unghie e con i denti. Vediamo Casini che chiama uno schema a Trentin e a Cesseruco. Rossetto, Gatto, Toniato, Durante e Tognacci in campo per la squadra di casa, Vitelli con il pallone invece è il play di questa azione per la squadra ospite, si appoggia ora Giulio Mascherpa, Mascherpa cerca un blocco di Cesseruco, poi tira da 3, un tiraccio sinceramente corto, tiro con poco ritmo, poca energia, vediamo giro, intanto chiama schema coach Mian, giro, palla che arriva proprio a Tognacci, Tognacci ora l'attacco però si ferma, Tognacci deve mettere palla per terra, prova il Toniato, Toniato ancora per Tognacci che va fino in fondo, poi scarica Toniato, 6 secondi, arriva Trentine, ruba la palla, ultimo azione, vediamo se Lecco sfrutterà tutti i secondi, ci sono 3 secondi di discrepanza fra il cronometro verde del quarto e quello rosso dell'azione d'attacco con Mascherpa che prova ad andare fino in fondo, Durante lo ferma con le sul primo passo, Mascherpa era andato fino in fondo ma ovviamente è il quarto fallo Ruker quindi non ci saranno tiri liberi, sarà lato e rientra Giacomo Bloise proprio per Vitelli.
Giulio Mascherpa è qui proprio sotto la nostra postazione a prendersi la rimessa. Esce anche Luca Toniato ed entra Antonello Ricci per questi ultimi 12 secondi del terzo quarto. 12 secondi che stanno tutti in mano. Casini prova il tiro, poi invece si appoggia fino in fondo, palla che colpisce il piede di Capitan Rossetto, finisce fuori. 8 secondi da giocare, difesa importantissima questa per la Ruker. Vediamo i movimenti, sotto canestro per Trentin, canestro e fallo del numero 33 della Gimar di Lecco. Stavolta il tentativo di andare sulla palla di Capitan Rossetto non è andato a buon fine, sono parecchi cambi. Entra il numero 20 Giovanni Romanò per la Gimar, entra anche Tassinari per Tognacci e il numero 33 Trentin però andrà in lunetta con il tiro libero per chiudere il gioco da 3 punti. È entrato anche Favalessa. Trentin mette a segno il gioco da 3 punti che riporta a -7 la Gimar è stata anche a -12. Intanto Tassinari prova ad alzarsi, va sotto da gatto fino in fondo, allo scadere, alto basso, tipico della Ruker. La Ruker finisce con un canestro questo terzo durissimo periodo. Ruker 62, Gimar Lecco 53. Ci rivediamo per il quarto periodo. Rientriamo in diretta, manca un minuto all'inizio dell'ultimo periodo di gioco, 62-53 il vantaggio della squadra di casa. Vediamo anche qualche punteggio parziale, sono 18 i punti di Giulio Mascherpa da una parte e quelli di Jacopo Preti dall'altra, 16 scusatemi per tutti e due, 16 per Mascherpa e 16 per Jacopo Preti, sono 10 quelli di Tommaso De Gregori. Dall'altra parte ci sono gli 11 di Rossetto, i 10 di Gatto. Vediamo anche che arrivano le statistiche per... ok, arrivano le statistiche anche ufficiali. Vediamo le valutazioni. La Ruker ha ancora 75 di valutazione contro 59. Ci sono il 49% del campo contro il 48%, sono pareggiati. Anche i rimbalzi però si sono pareggiati 25-24. Tira la Ruker con il 52% da 3 contro il 7% della Gimar di Lecco. Rientrano le squadre in campo, vediamo anche i quintetti. Durante ancora in campo per lui in questa partita, già 11 minuti sul terreno di gioco. Ricordiamo che Durante di norma gioca molto meno in questo, ha giocato solo 30 minuti con 5 giocati, quindi 3 minuti di media partita. Oggi siamo già a 11 minuti, segno della sua ottima partita. Intanto Antonello Ricci con il pallone in mano per questa prima azione d'attacco dell'ultimo periodo per la Ruker. Gatto, tiro corto, cerca di andare a rimbalzo, non lo trova, va a contatto con Casini che si piega in due, ma non è successo nulla per il giocatore in maglia numero 6 della Gimar, che comunque avrà il pallone in mano per tornare ancora una volta in partita. È andata più volte vicina a uscire dalla partita, è sempre riuscita a trovare energie per rimanere aggrappata alla squadra di casa. Porta palla a Mascherpa, Mascherpa tenta di andare fino al fondo, stavolta il ferro non gli dice bene, quindi parte il contropiede Ruker con Ricci che si ferma da 3, non trova il ferro. Gatto a rimbalzo, tagliato fuori molto bene da Trentin che mette palla a Casini. Casini contro Tognacci, si appoggia a Mascherpa, sale Trentin per il blocco,
blocco che però porta la palla sul lato, bravissimo Casini, fa fuori Rossetto, arriva fino in fondo ed è -7, bel canestro di Juan Marcos Casini. -7 sul cubo del cambio Jacopo Preti, che è uscito dalla partita nel momento probabilmente migliore della Rucker. Intanto Durante ferma il palleggio, chiede un blocco, poi va fino in fondo. Altra azione di Giordano Durante, benissimo, il terzo tempo nasconde il pallone, arriva il ferro, altro canestro di Durante, bellissima anche questa giocata, che adesso è il punto numero 8 per lui. Ancora Mascherpa contro Tognacci, stavolta c'è un'ottima difesa e Ricci colpito da Juan Marcos Casini, che poi si scusa perché ha tirato il pallone addosso al numero 7 con la maglia bianca. Comunque azione molto bella da parte di tutti e due, ottima la tentativo di rubata da parte del numero 7 in maglia bianca, ottima anche la reattività del numero 6 in maglia blu. Palla proprio in rimessa laterale, ricordiamo 8:28 alla fine della partita, 64 Rucker, 55 G Marlecco in questa ottava giornata del girone d'andata. Proprio Casini cerca Bloise, attaccato da Durante, poi cerca di uscire dai blocchi, ma la difesa Rucker è molto chiusa e allora ultimo secondo, altra difesa a 24 secondi della Rucker, seconda della partita. Coach Mian è decisamente soddisfatto in panchina. Queste sono le cose che fanno contenti gli allenatori e chiama ancora schema giro. È stato lo schema che Coach Mian ha chiamato spesso in questa partita nei momenti in cui voleva dare una scossa alla stessa. Vediamo proprio Durante, aspetta Gatto che però non gli porta il blocco e allora la palla è per Preti, toccata, mancano 13 secondi, 11 secondi, Preti sale per il blocco, Ricci va dalla parte opposta, 6 secondi, ora sarà un 1 contro 1, Ricci si alza da 3, secondo ferro, palla fuori, stavolta non è stato un buon attacco quello della squadra di casa che ora deve difendersi da questa mezza ruota chiamata da Casini, poi gioca a 2 con Trentin, prova ad andare fino in fondo, tante mani bianche sul pallone, bello lo scarico per Mascherpa, da 3, Giulio Mascherpa, 19 per lui, -6 Lecco, bellissima giocata, bellissimo passaggio di Casini e il tiro di Mascherpa che buca la retina. Il pubblico di casa cerca di entrare in partita, la Rucker ha decisamente bisogno anche dei suoi tifosi, è un momento un po' delicato di questa partita. Gatto si fa mettere il pallone addosso, 3 secondi, 2 secondi, tira Gatto sullo scadere, trova un canestro fortunoso ma importantissimo perché riporta a -8 i suoi con 7 da giocare, 66-58, proprio Casini si appoggia a Stefanini, poi va nell'angolo, Preti gli mette la mano per bloccargli il tiro, allora Casini tenta il tiro, lo sbaglia in maniera abbastanza netta, stavolta Ricci ferma il rimbalzo, poi fa giocare Tognacci, Ricci chiede probabilmente il cambio a Tassinari, ancora Durante fino in fondo, tocca la linea laterale col piede, peccato, buona però l'azione ancora del numero 3 e ora c'è Federico Tognacci che esce dal campo, esce anche Juan Marcos Casini, entra Romanò ed entra Andrea Tassinari con la maglia numero 0 per la squadra di casa. Rimessa in gioco per Romanò cerca Giulio Mascherpa che con la sua bomba ha riportato davvero vicino la squadra di coach Eli Antonio. Ora si appoggia a Trentin per Stefanini non guarda il canestro, si appoggia a Bloise è marcato da Ricci, cerca il blocco, c'è il taglio profondo di Romanò, Bloise va fino in fondo, Tommaso Gatto non ci mette la mano con energia e Bloise riporta a -6 i suoi, rientra tra poco anche Luca Toniato sul cubo del cambio, 6 punti da recuperare, 6 punti di vantaggio invece per la Rucker con Ricci si ferma, trova Tassinari, Gatto in post basso, 9 secondi, Gatto ancora fino in fondo, il raddoppio e c'è Romanò che ha cinturato il numero 11 della Rucker, rimessa laterale, è il primo fallo di tutto il quarto periodo di tutte e due le squadre, quando sono passati 4 minuti e 10 esce fra gli applausi un bravissimo Giordano Durante, partitona del numero 3 della Rucker, l'enfant di prodige di casa, ha segnato 8 punti e ora torna a sedersi dando il cambio a Luca Toniato che va proprio a ricevere il pallone
c'è chiamato cambio, Ricci si appoggia ancora a Toniato, Tassinari non controlla bene, 6 secondi, 5, 4, Tassinari stavolta dovrà tirare, 2-1, butta via il pallone che tocca il ferro, Toniato lo recupera e produce 2 punti in oro dal garbage di questa partita. Luca Toniato, ed è il secondo canestro consecutivo trovato dalla Ruker nella spazzatura sotto il canestro della squadra in trasferta. Ora Gatto commette fallo, ma questi 4 punti della Ruker pesano veramente come il marmo. Rimessa in zona d'attacco per Romanò, Giovanni Romanò trova Jack Boise, si appoggia a Mascherpa, il miglior marcatore dei suoi. C'è Stefanini che gli porta un blocco, ma non parte il pick and roll perché Ricci difende molto bene. Bloise 7 secondi, 5, 4, va fino in fondo, si ferma. C'è fallo di Tommaso Gatto. Coach Mian si lamenta perché dice che la finta è sempre la stessa e che Gatto cade troppo spesso in questa finta. Però bisogna dire la verità, è stato bravissimo il numero 3 in maglia blu in questa penetrazione, il fallo ci sta tutto. Da 14 secondi per l'azione d'attacco della squadra di Lecco, ancora Mascherpa crea un po' di spazio, poi cerca il passaggio per Romanò, si riprende il pallone, vuole passare sotto a Stefanini, il post basso con Preti che riesce a bloccare il numero 21 che è anche sfortunato, il rimbalzo della Ruker che entra negli ultimi 5 minuti di partita con 8 punti di vantaggio, la palla in mano, Tassinari guarda il canestro ma non tira e allora fa girare il pallone per Ricci, 10 secondi per l'azione d'attacco, Ricci punta il ferro, poi si ferma, passo di incrocio, stavolta non ha più le gambe per trovare il fondo della retina e allora la squadra di trasferta può andare alla bomba, ancora di Mascherpa e sono 22 per lui, meno 5 per la Gimar, meno 5 a 4,22 e direi che Giulio Mascherpa si è preso decisamente sotto braccio tutti i suoi compagni e li sta guidando in questa che è una rimonta non evidente, ma punto alla volta la Gimar si sta avvicinando. Rientriamo in diretta qui dal Palasport System di San Vendemiano, Palasport System anche oggi quasi gremito per questa ottava giornata del girone di andata. La Ruker imbattuta fino a questo momento è avanti di 5 quando mancano 4 minuti e 22 secondi alla fine della partita, avrà anche la palla in mano 68-63 ma ha appena subito la bomba del meno 5 da Giulio Mascherpa che con 2 bombe in questo quarto periodo sta decisamente tenendo i suoi a galla. Il parziale in questo periodo è 10-6 per la squadra ospite che ha cominciato meno 9 e ora è sotto di 5 lunghezze. Andrea Tassinari parte con la palla, è marcato da Juan Marcos Casini, si appoggia a Preti, poi però molto bene bloccato il pick and roll tentato per Gatto, allora Tassinari deve uscire con la palla. Tocco di piede di Trentin sul passo d'incrocio di Andrea Tassinari che quindi avrà ancora 14 secondi per l'attacco della sua squadra quando siamo negli ultimi 4 minuti di partita. Ancora Tassinari con la palla in mano, vediamo non c'è il gioco ben chiamato e allora Ricci deve uscire velocemente con la palla, si appoggia ancora sul numero 0, 9 secondi, palla per Jacopo Preti che prende posizione su Jack Bloise che abbassa le braccia, abbassa le gambe ma anche probabilmente alza il gomito contro il numero 17, è il terzo fallo per lui, non ci sono giocatori in foul trouble e quindi è anche il secondo fallo solo del quarto per tutte e due le squadre, quindi direi che in questo momento le squadre si sono affrontate senza grossi problemi di fallo. Intanto Preti trova ancora il pallone molto fortunosamente, probabilmente c'era un fallo anche precedente ma l'arbitro il fallo lo chiama al numero 33
che della Gimar. Per lui è il terzo fallo con Carlo Trentin, con coach Elia Antonio che lo va a riprendere. Attacco che non è in questo momento molto fluido per nessuna delle due squadre. Ora il pubblico di casa prova ad incitare i propri beniamini con Toniato, ancora spalle a canestro, ci mette la mano, però Mascherpa viene spazzato via dalla forza fisica del numero 6 di casa, che riporta i suoi a +7, 3 minuti e 33. Mascherpa ancora, palla sul lato per Casini, Casini per Stefanini, poi Stefanini esce, lascia un unico blocco, quello di Trentin. Trentin va sotto canestro, stavolta Casini è ben bloccato, allora è Stefanini a cercare la palla, c'è un blocco, c'è sfallo in attacco di Stefanini, posizione presa benissimo da Jacopo Preti che lancia un urlaccio proprio perché questa azione difensiva è davvero un'azione importantissima. Esce proprio Stefanini e entra Romanò. Gli arbitri stanno facendo asciugare il parquet del Palasport System, si può ricominciare. 3 minuti e 16, +7 Rucker e palla in mano con Andrea Tassinari che porta sulla palla, si appoggia proprio al numero 17 Preti che ancora una volta ha messo buoni punti a referto ma anche tante giocate importanti in momenti della partita. Ora l'attacco è un po' fermo, Tassinari ancora per Preti, dall'angolo da 3, il tiro è corto ma bravissimo Tommaso Gatto sulla linea laterale a rubare il pallone a Trentin e a dare altri 14 secondi in attacco con Ricci che va fino in fondo, nasconde la palla sul secondo passo e va fino al ferro. +9 Rucker, si alzano le bandiere bianconere qui al Palasport System. Poi Ricci commette fallo contro Jack Bloise, ferma il cronometro a 2:38, 2:38 da giocare, +9 per la Rucker con Casini che rimette per Bloise, non gli mette una bella palla, Bloise però è bravo a recuperare su Andrea Tassinari. Ora c'è il cambio, mismatch, Tommaso Gatto contro Bloise, lo sfida Bloise, cerca di andare al ferro, poi scarica per Romano, fallo di Preti sul tiro da 3 di Romanò, scusatemi, Giovanni Romanò, fallo di pura energia da parte di Preti che è uscito molto forte sul numero 20 in maglia blu, si arrabbia con se stesso, anche Cosmian si gira verso la sua panchina. Sono 3 i tiri liberi per il numero 20 che però sbaglia in maniera importante il primo. Cosmian chiama i taglia fuori, il secondo va a segno, c'è cambio di lato per Tommaso Gatto. Il secondo è sbagliato, quindi 1 su 3 non paga Dazio Preti per il suo errore sull'uscita sul tiro da 3. È proprio lui ad avere il pallone in mano contro Romanò che sta mettendo comunque un po' di fisico. Tassinari vuole Toniato, lo trova, ancora Toniato che si gira, trova Gatto, Gatto 6 secondi, giro sul piede perno, sbagliato Toniato, bruttissimo fallo, spinta da dietro che cade in maniera molto molto pesante Toniato sul parquet. Il fallo è di Casini. C'è stata una spinta davvero importante su Toniato che è caduto pesantemente a terra. Coach Elia Antonio probabilmente non ha visto il movimento difensivo da parte del suo numero 6. Noi eravamo proprio in linea, abbiamo visto bene quello che è successo. Coach Elia Antonio non è convinto della spiegazione che l'arbitro gli ha dato. Ricordiamo, gli arbitri sono Gallo di Padova e Secchieri di Venezia, e comunque Luca Toniato andrà in lunetta perché la squadra ospite ha esaurito il bonus. 2 minuti e 02 a giocare, 72 Rucker, 64 Gimar Lecco. Il primo libero di Luca Toniato però è lungo, quindi non riesce a incrementare il vantaggio la squadra di casa in questa situazione. Il secondo invece buca la retina, torna a -9, pareggia il parziale del quarto periodo la squadra della Rucker, che ora Bloise va contro Tassinari, Trentin per Bloise, Bloise gira attorno a Gatto,
va fino in fondo, scarica per il numero 8 che tira senza fallo, clamorosamente non fischiato dagli arbitri, e arriva il tecnico per coach Elia Antonio che era in campo a lamentarsi. Giulio Mascherpa probabilmente ha subito fallo, gli arbitri non l'hanno fischiato, oggettivamente ci poteva stare il fallo sul tiro del numero 8 della squadra in maglia blu. Coach Elia Antonio si è arrabbiato tantissimo con gli arbitri e quindi si becca il fallo tecnico che Andrea Tassinari traduce in punto grazie al tiro libero del +10. Torna a 2 cifre il vantaggio della squadra di casa, con Andrea Tassinari che batterà la rimessa in gioco a 1:41 dalla fine di questa tesissima partita davvero molto molto tesa. Ricci passa la metà campo, poi si ferma, la palla è per Toniato per Ricci, vediamo se spendono un fallo i giocatori in maglia blu. No, non lo spendono, la Ricci può far passare il tempo, 9 secondi, 8 secondi da giocare, 6 nel tiro, la palla è sotto fallo di piede che dà 14 secondi alla Ruker, tutto quello che serviva agli uomini di coach Mian in questa azione. Tanti secondi mangiati e poi cronometro che torna ai 14 dalla fine. Ancora coach Elia Antonio che si lamenta con il duo arbitrale. Arriva il fallo tecnico, altro fallo tecnico, stavolta per il numero 33 se non ho visto male, no, sì, per il numero 33. Per il numero 33 Trentin, probabilmente una parola di troppo sotto le planche e quindi Tassinari va a segno per il +11. A Bloise, fallo tecnico a Bloise, ho visto un 3 chiamato agli arbitri, non avevo visto Bloise in campo e quindi fallo tecnico a Bloise. Intanto Preti da 3 non mette il chiodo sulla bara e quindi Lecco può ancora avere una speranza. Con 1 minuto e 9 secondi esce forte la difesa della Ruker, Romanò sotto le planche fermato da Preti che commette fallo, si lamenta, il numero 17 della Ruker è il suo terzo fallo. Romanò andrà in lunetta, è il secondo giro in lunetta per il numero 20 della Gimar di Lecco in questi ultimi minuti di partita. 1:03 da giocare, +11 per la squadra di casa. Romanò, la palla sbatte sui 2 ferri ed esce. Secondo libero per lui. Anche questo esce, ma è bravissimo Mascherpa a prendere il rimbalzo, a tirare da 3. Il tiro non entra, altra però extra possesso grazie a Trentin che ruba il rimbalzo. Allora c'è Casini che si palleggia sui piedi di Ricci, si lamenta tantissimo. La palla però è sua, esce proprio Antonello Ricci ed entra Capitan Rossetto. Altra partita solida del numero 7 della Ruker, 10 punti per lui. E ora c'è Casini che mette il pallone, ma c'è la rubata di Tommaso Gatto e questa può essere game set and match. Tassinari chiama scheda testa, 41 secondi alla fine, la Ruker ha praticamente in mano l'8ª vittoria consecutiva, la 4ª in casa. Tassinari fa sbattere il pallone sul piede dell'avversario, poi si prende la bomba che non trova il canestro. L'ultimo attacco sarà per la squadra ospite con Casini. Casini si ferma, Romanò per Casini è l'ultimo assalto. Siamo però nel tempo praticamente di cosa. Preti ruba il pallone, è finita. Andrea Tassinari mette in ghiaccio l'ennesima vittoria, si abbraccia con Giulio Mascherpa. Ancora una volta la Ruker porta a casa una W. Ruker Sanve 75, Gimar Basket Lecco 64. Grandissimi ancora una volta i ragazzi, altra vittoria importantissima per la Ruker Sanve. Vediamo anche i marcatori: 16 per Jacopo Preti, 10 per Capitan Rossetto e per Antonello Ricci, e dall'altra parte una grande partita di Giulio Mascherpa con i suoi 22 punti. Vediamo coach Mian e coach Elia Antonio
che si abbracciano molto arrabbiati. Vediamo anche i ragazzi che entrano in campo a dare il 5 ai giocatori della Ruker. Vediamo Andrea Tassinari e tutti i ragazzi della Ruker che vanno al centro del campo per l'ultimo urrà di questa partita, ottava vittoria, stagione inaspettata. Vediamo se riusciamo ad avere anche qualcuno ai nostri microfoni. Ci avviciniamo magari al bordo del campo, vediamo se riusciamo a trovare magari il Capitan Rossetto, che ha giocato sicuramente un'ottima partita. Vediamo se riesco a parlare col capitano della Ruker, vediamo se lo vedo qui in campo, giusto perché mi sembra che lui sia l'emblema di questa squadra che ha giocato un'ottima partita. Capitano, eccoci qua col capitano della Ruker, ottava vittoria consecutiva, ci guardiamo anche sulla telecamera, tutta per questo pubblico, ma siete veramente una squadra veramente eccellente, perché siete scappati, hanno cercato di riprendervi, siete rimasti lì con la testa e avete portato a casa la partita. Sì, siamo stati bravi a tenere mentalmente sicuramente per tutta la partita, sapevamo che loro erano in grado di fare tanti punti in poco tempo perché hanno tanto talento con gli esterni, siamo stati bravi a limitarli, qualcosa ovviamente abbiamo concesso, dobbiamo migliorare sicuramente, ma complimenti ai ragazzi, bravissimi, e il pubblico sempre caldo, va bene. Posso anche permettermi, visto che sei il capitano della squadra, un encomio per un ragazzo giovane di qua, Giordano Durante, che oggi è entrato in campo, ha fatto dei canestri fondamentali, ha giocato 12 minuti di tanta qualità. Beh, assolutamente, Jordi, complimenti, non so se si può dire, ma due belle palle ha avuto. Si può dire, perché comunque ci ha messo tutto quello che doveva fare, un ragazzo giovane, ha difeso e si è preso delle belle responsabilità, può solo crescere, è qua per crescere sicuramente. E direi che con una squadra che ha 8 vinte e 0 perse non può altro che crescere. Complimenti al capitano della Ruker, bravissimi. E qui dal Palasport System di San Vendemiano è tutto, con i ragazzi del settore giovanile della Ruker che vanno a complimentarci con il capitano della squadra. È tutto, vi ricordo il finale. Qui dal Palazzetto dello Sport di San Vendemiano la Ruker Sanve batte 75-64 la Gimar Basket Lecco. Per questa sera è tutto e a presto con le nostre partite casalinghe della Ruker Sanve.